fare in un weekend a Cittadella, in provincia di Padova. Cittadella è l'unica città murata in tutta Europa ad avere delle mura medievali ellittiche e completamente percorribili e offre tantissime attrazioni ricche di storia e ancora poco conosciute. Pronto a scoprirle insieme? Come prima cosa ci rechiamo all'ufficio turistico per acquistare la Cittadella Card, un biglietto cumulativo grazie al quale si possono visitare con una tariffa scontata i 5 principali monumenti e musei della città. Il costo è di 10 euro e ha validità un anno dal momento dell'emissione. È importante portarla sempre con sé perché viene controllata al momento di ciascuna visita culturale e permette un unico accesso per ogni singolo monumento. In ciascun luogo verrà posto un adesivo del monumento che permetterà di completare lo skyline dei posti della cultura di Cittadella. Iniziamo la visita dalle mura medievali, alte fino a 15 metri, e osserviamo la città da questo punto di vista inedito e privilegiato. Da quassù il panorama è davvero fantastico, sembra di camminare nella storia, rivivendo il periodo medievale della città. Le mura sono state costruite nel 1220 e quindi hanno da poco compiuto 800 anni. La passeggiata è lunga quasi 2 km e permette di percorrere tutto il perimetro della città. Una volta terminata la visita, proseguiamo la volta del centro storico. Cittadella nel 2021 è stata nominata dalla regione prima città della cultura veneta. Ci dirigiamo così al suo gioiello nascosto, il teatro sociale. L'elegante facciata neoclassica è attribuita a Giuseppe Jappelli, autore del famoso Caffè Pedrocchi a Padova. Gli splendidi affreschi della sala sono stati realizzati da Francesco Bagnara, lo stesso artista che ha decorato il Teatro La Fenice di Venezia. Entriamo poi in un luogo ricco di opere d'arte, il Museo del Duomo. Qui troviamo la Pinacoteca che conserva la grandiosa Cena in Emmaus, capolavoro rinascimentale di Jacopo da Bassano. Al suo interno vi sono anche opere di diversa natura, pittura, scultura e arti applicate, di differenti epoche storiche, a partire dal XIV secolo. Continuiamo la nostra visita immergendoci nell'epoca rinascimentale cittadellese e dirigendoci verso il Palazzo Pretorio, la sede dei podestà all'epoca della Serenissima Repubblica di Venezia. Al suo interno si trovano affreschi di finta tappezzeria con bande verticali, fregi policromi, tondi e medaglioni con ritratti di illustri personaggi del passato, nonché le antiche prigioni della pretura. Anche qui l'operatrice culturale controlla la Cittadella Card e vi appone l'adesivo del monumento. Ecco che un po' alla volta lo skyline inizia a delinearsi. Ultimo monumento prima di completare la nostra Cittadella Card è l'Oratorio del Salvatore di fine 600. Uno scrigno di grande valore che custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali, quali gli affreschi del pittore francese Louis d'Origny e i busti marmorei del fiammingo Giusto Lecourt. Soddisfatti e felici abbiamo completato lo skyline di Cittadella. Ti piacerebbe visitare come noi tutti questi luoghi? Vieni a Cittadella!